È sempre coltivato radicchio, mi dicevi? Quando siamo partiti allora, che ora mio papà poi arrivava da ospedale, così partiva il 23, se andava con Sio, nel 24 che aveva cominciato a fare radice rosse Treviso. Sì, perché lì era la zona, il cuore della radice rosse Treviso, era con Sio, e prima il giorno in pace. Siamo partiti, siamo arrivati a San Celestino quando non c'era radicchio, e qua siamo partiti avanti con radice. E io continuavo ogni anno a produrre radici, sementi fatte da 90 in casa, no? Trasmesse a produzione nostra interna. Però era già partito da consiglio, con la radice del consiglio, portare insieme qua, no? Sì, perché non era radice. No, pensavo magari qualcuno che andasse a comprare scaravatti. No, noi avevamo sempre fatto la produzione nostra, e quando siamo venuti qua allora, il primo anno mi ricordo che avevamo seminato facendo, dopo il frumento, si era messo il cinquantino, si era messo a 1,5 metri il cinquantino da filare, e in mezzo si era seminato lì perché non si seminava a mano, sì. E ora si era fatto 50 anche la radice, però non era disavanti, c'era erba a non finire e irrigazione non c'era, sì che penso che tremendo che era a lavorare qua. Poi siamo riusciti a lavorare la radice stesso perché sono specialmente cominciamo a 1000 metri, 2000 metri, non te potevi fare più perché un po' partiva poco. Io ancora vai porta pacchi, la bicicletta d'uomo, una cassetta avanti, andiamo a casa a vedere la radice. Ah, proprio pochissimo, non è neanche un carrettino, non so. Che anni la notte andavo col carrettino in bicicletta. No, era chi è carretto, ma no, dice, venivo con Sio, aveva la bicicletta, poi parava davanti da Dio e vedeva su queste 2x7 o 4x7 e via. Sì, siamo partiti proprio con... E sul campo d'estate mettevate una tenda, qualcosa? Una volta veniva per Barbara che aveva la scala e che aveva un trio, un salvo reggio per fare l'ombra, no? E ne spostava perché una volta, adesso si cammina a sapare, ma una volta cavare 1 metro quadro di erba che aveva un'ora, perché se no te cavavi l'erba, si cavava il radice, e dobbiamo stare attenti a cavare l'erba e metterla, e addirittura l'India è detto io, ma con spuaggio, così, e metteva il spuaggio sulla raisetta e piantava la radice. Se lo cavava, poi se si cava il sole, no? Addirittura pensa che... bene, siccome l'ho fatto anch'io sto discorso. Anche l'idea che ieri. Quando ero piccolo. E allora là, e dopo si faceva raccolta con l'anghetto, che roba, si cominciava a mettere in strada, dove con le tame, e si bagnava ogni giorno, perché bisogna bagnare ogni giorno la radice, e si portava in maturazione. La forzatura in imbiancamento veniva in stalla con le tame. Sì. Dopo non so, dopo 5-6 anni se mi ricordo, ma perché non mettevo un po' di acqua in stalla, con il nylon sotto, con la sabbia, era poi cambiamo l'acqua, era cominciare a imbiancare la radice che abbiamo lavorato, il 57-58, abbiamo visto che si dava meglio, e abbiamo tirato via le tame. Se mi stava col caldo e siamo arrivati a fare quello. Con un po' di acqua. Con un po' di acqua. E dopo, nel 60, abbiamo cominciato a fare l'impianto dell'acqua, e dopo anche fontane dell'acqua era fatto fuori. Ma addirittura nel 60, così presto? Sì, 60, 62. Non era un po' più tardi? No, dunque per 65, 66. Perché avevo il trattore che avevamo acqua 64. Io ho cambiato il trattore prima, avevo un Porsche, dopo ho tutto busato, un 33 cavalli, da cominciato a fare irrigazione, a 64-65 che avevo irrigazione. E quindi poi avete cominciato con l'acqua, quindi diciamo la seconda metà degli anni 60. Sì, dai 65-67. Ma è quel pozzo artesiano, diciamo? Sì, quei pozzi artesiani che era qui, che avevano un contributo per fare, non so, ti piantavi sotto 18 metri e poi te spiravi l'acqua col motore. Così superficiale più le falde? Sì, qua 1 metro per l'acqua. Quindi... Ma dico 1 metro. No, perché Geremia c'era 230 metri. Ma qui è l'impianto, qui è a polso artigiano, ma che viene fuori automatico. Sì. Però qui le prime fontane invece pagano un contributo dallo Stato, costava 40.000 franchi per una fontana e me ne ha dato il 50%, per 20.000 franchi, ipotesi, ho fatto solo 17 metri, tubo da 170. Quello per l'irrigazione. Tirare su tu col motore, insomma. E con questa acqua anche poi facevi l'imbiancamento della radice? Si è d'acqua e si è anche l'imbiancamento della radice all'inizio, ma dopo abbiamo fatto il pozzo artigiano dopo del 68-69. Subito, perché quando mi sono tornato nel 70, a Sibia si ricorda che avevamo Fontana qua davanti. Ma chi vi aveva detto di questa possibilità di fare l'imbiancamento con l'acqua? Di fare la forzatura in imbiancamento con l'acqua? La forzatura con l'acqua stanno avanti che si può immaginare, se no ti bagniamo il radice sulle tame, se no ti mettiamo a sabbia, bagnato il radice così, no? Perché io all'inizio ho messo sabbia e bagnavo il radice, ma avevo visto se mettevo un po' di acqua stagnante, però mi doveva cambiare perché sabbia da spuzzo dopo 3-4 giorni all'acqua in stare quel caldo, no?
E ora siamo arrivati un anno dopo fanno così, cambiando l'acqua, ma poi era un abitaggio, insomma era un lavoro abbastanza, però te fai il risultato. Ma era. non è che abbiate sentito da qualche collega in piazza e qua di là? Soldati si ma erano tutti all'avanguardia, tutti si cercava di fare sempre di migliorare. Si trasmetteva perché quando si andava in piazza Verdura, io cominciavo nel 62 a vendere la riccia per un Paolo Sepinà, e non sapeva il mio mercato. E quando arrivavi a le esperienze di uno che altro, ti trasmettevi tra produttori, tra soci, insomma. Quindi tu già andavi qua alle Stiore o ancora sulle mura? Andavi? No, mi ne ha quando ho fatto sulle Stiore qua. Sulle mura sono andato come un papà a Meoni, da consiglio. Poi era consiglio, prima di col carro, ne vendi Meoni a... Ricordi a Meonera, però. Consiglio, sì, già. Nel 52 siete venuti qua a Santa Cristina, concludendo. Sì, Santa Cristina. Fotovacchi era bus. Dopo da consiglio partì con Carlo da Fei. Io mi ricordo di solo il carro e a mia nonna, che è ancora avanti di oggi, era solo passare così, e mi era via che c'è d'aria, che manco così che piano via. E quando ancora... la scena. Ma in quanti siete con la vostra famiglia quando siete? 5. Tre fratelli, Renzo e Elisa, e a mamma e mio padre. Una vacca? 2 vacche e una musa. E una musa. E un carretto? No, 2 vacche sono partite così, dopo la musa non compava. Ah, quindi con 2 vacche? 2 vacche sono partite. E dopo... Qual era la stagione giusta per il trasloco? San Martino? San Martino. Sì. Era verso il 1° novembre, là, mio padre io prima in ottobre, così per venire a preparare la strada. Non mi ricordo, mi sono partito, era l'8-9 di novembre del 52, sono partito proprio col carro, così.